auspichiamo di arrivare entro l'estate ad presentare almeno all'interno del nostro organismo decisorio, che è il Comitato di Gestione, alcune ipotesi di sviluppo di quello che saranno il piano regolatore portuale. Arriverà entro l'estate una prima versione del piano regolatore portuale di Genova e di Savona. L'obiettivo è riuscire a dare alcune linee guida e di indirizzo, in primis al comitato di gestione e poi a tutti gli altri organi decisionali. Lo ribadisce il commissario dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Genova, Savona e Vado Ligure, Paolo Piacenza. Il percorso approvativo non sarà comunque breve, sarà anticipato da un confronto con tutti gli stakeholders pubblici a partire da comune, regione e con tutti i rappresentanti dei territori, ma saranno coinvolti anche i privati. A fare da guida il documento di programmazione strategico elaborato e approvato nel 2021, nel quale vengono definite le destinazioni d'uso delle varie aree sia di Genova che di Savona. Su queste linee guida naturalmente noi stiamo sviluppando le idee del prossimo piano regolatore del sistema portuale. Per fare questo stiamo lavorando da mesi, abbiamo anche individuato un nostro advisor tecnico che sta sviluppando tutta una serie di studi tecnici, economico-finanziari, ambientali, perché ricordo che il piano regolatore del sistema è prima di tutto un documento tecnico che viene sottoposto ad una procedura molto complessa anche approvativa, e siamo oggi in fase di conclusione di questi studi. Questi studi saranno la base per tirare poi le somme. Sicuramente lo sviluppo di questi porti darà una nuova visione di quella che sarà la portualità ligure, di un porto sempre più importante quale il porti amministrati da questa amministrazione. Ci saranno naturalmente un accompagnamento anche delle opere che già importanti stiamo sviluppando e che daranno nuove prospettive sia su Genova, ad esempio con la realizzazione della nuova diga che consentirà di ragionare sui nuovi spazi che il porto potrà prendere al mare e quindi destinare a nuove operazioni portuali, e anche sulle opere di ultimo miglio.